uno può discutere, io sono assolutamente pronto a confrontarmi con tutti, anche perché la mia cultura mi porta a questo, io sono pronto a confrontarmi, a discutere con tutti, quando però la critica è una critica costruttiva, quando c'è pregiudizio diventa complicato, non ci si comprende, non si riesce mai a trovare poi un filo che ci possa portare a trovare soluzioni non solo condivise, ma soluzioni che diano risposte ai problemi delle persone, quindi che siano indirizzate al bene comune, per usare un termine che ormai spesso viene abusato. Allora io dico solo questo: è indiscutibile il fatto che negli ultimi 4 anni l'amministrazione comunale fruivano del servizio degli asili nido circa 400 bambini, che frequentavano il servizio degli asili nido circa 400 bambini, è innegabile, la media è circa quella. Adesso si è fatto un bando per 360 per quanto riguarda il bando comunale, poi si stanno facendo una serie di iniziative con i PAC, con gli asili di caseggiato e con l'attività per bambini, che porterà la possibilità di fruire di questo servizio a circa 600-620 bambini. Può essere insufficiente, può darsi sì, probabilmente sì, ma se lo colleghiamo al bisogno che c'è, alle difficoltà che ci sono di bilancio, e lo colleghiamo al fatto che comunque si inverte una tendenza rischiava di essere assolutamente bloccata col piano di rientro dell'amministrazione precedente, sinceramente, sicuramente sono passi avanti significativi, io dico sono ottimi risultati ottenuti dal sindaco Bianco e dall'assessore che mi ha preceduto. Naturalmente, ripeto, si può fare di più, sì, si può fare meglio, sì, si può vedere se alle critiche si può dare una risposta, sì, ma allora abbassiamo i toni, evitiamo il pregiudizio, io sono pronto.